Al termine di Permac Le Torri, quarta giornata di campionato, finalmente si è ripreso Elena e hai trovato anche il gol. Sì, lo aspettavo da tanto, lo cercavo e non arrivava e se arrivava era lì lì, quindi sono molto contenta. Non era come me lo immaginavo, però insomma, sono contenta. È un tap-in comunque vincente perché ha consentito sicuramente di chiudere bene il primo tempo. Eh sì, il primo tempo è finito 4-0, quindi ho fatto il terzo e ho detto, boh, provo, mi butto. Quindi poi alla fine è andata bene perché alla fine era sulla linea della porta, quindi. Però sono stata contenta, sì. Cosa hai notato dopo questa lunga pausa essere tornati in campo? Beh, magari sicuramente un po' di difficoltà a livello di fiato, perché comunque in un campo grande io poi fra l'altro non ci avevo mai giocato e mi sono fatta la fascia, quindi boh, insomma, pensavo molto peggio in realtà a livello personale, anche perché sono tornata da un infortunio alla caviglia, quindi boh, ho detto vediamo come va. Però a livello di squadra non mi è sembrato malissimo, forse qualcosina delle misure del campo, prendere un po', insomma, la misura appunto, ecco. Però insomma, bene, dai. Domenica c'è Venezia, subito diciamo una prova, una test prova per quanto riguarda sicuramente intanto l'iniziativa di gioco che avevate oggi, perché il mister vi ha chiesto sicuramente di giocare molto palla a terra e quindi sviluppare l'azione in verticale, e quindi vedremo sicuramente con un'avversaria un po' tra virgolette più quotata come potrà andare. Eh sì, il Venezia, almeno da come mi hanno parlato, è una squadretta abbastanza tosta, quindi nulla a togliere a quella squadra con cui abbiamo giocato oggi, però sicuramente avranno più tecnica, più capacità, diciamo, a livello di gioco. E non so cosa aspettarmi, mi hanno sì, solamente detto che sono abbastanza forti, quindi sì, sicuramente dobbiamo metterci sempre la testa, l'impegno, la grinta, non devono mai mancare, poi speriamo per il meglio. Allora, mister Zoni, finalmente si è tornati in campo dopo 2 mesi di stop forzato. Come le hai ritrovate finalmente in campo? Anche se ovviamente dopo tanto che non si gioca non è andato tutto per magari come volevi. Allora, l'importante era ripartire a giocare. Uno stop di 2 mesi praticamente è come riprendere una nuova stagione. Per noi, io ho detto alle ragazze, per noi questo è un campionato nuovo, non ha niente a che vedere con quello passato. Non è stato facile allenarsi in questi 2 mesi seguendo, rispettando i protocolli, perché comunque allenamenti a distanza, noi pratichiamo uno sport di contatto, uno sport di squadra, non è semplice, non è stato semplice. Devo fare i complimenti alle ragazze perché si sono impegnate, hanno dato la loro massima disponibilità come presenza e come atteggiamento, e oggi si è visto, c'era tanta voglia di entrare in campo, di giocare, di fare una partita vera. La partita è andata via abbastanza liscia e abbiamo fatto un buon primo tempo, abbiamo commesso degli errori e secondo me sono errori dovuti al fatto che arriviamo da 2 mesi di inattività, quindi abbiamo bisogno di giocare, di provare, perché allenarsi è una cosa, giocare una partita vera, reale, con i punti in palio è completamente un'altra cosa. Soprattutto magari sulle misure dei passaggi, perché erano magari quelli filtranti troppo lunghi, troppa potenza magari nel cross dove non arrivava la compagna al tiro, quindi sì, ovviamente queste cose devono essere aggiustate con altre partite, giustamente. Era il tuo esordio oggi al Barison, come hai trovato questo campo anche, ti chiedo? Grande, tanto grande e immenso. Noi siamo abituati ad allenarci praticamente su un campo che credo sia meno di questa metà campo. Quindi fare l'esordio su un campo grande, innanzitutto bellissimo, tenuto molto bene, però il campo è immenso, si fa una fatica incredibile a seguire tutta l'azione, a fare l'azione. Oggi abbiamo sbagliato, come dicevi tu, l'ultimo passaggio, ne abbiamo sbagliati 6 e 7. La palla filtrante, la chiusura dell'1-2, il mettere in porta la nostra compagna. Abbiamo sbagliato le misure perché abbiamo fatto la cosa giusta, abbiamo cercato di fare la cosa giusta, quindi la chiusura dell'1-2 piuttosto che una palla filtrante. Il problema è che non siamo riusciti a trovare velocemente la misura del passaggio. Per fare questo serve giocare, giocare e giocare ancora di più. Abbiamo sbagliato anche obiettivamente 2 o 3 chiusure dietro. Abbiamo giocato contro una squadra che non ci ha messo in grossissima difficoltà,
però abbiamo rischiato al primo tempo di farci del male da soli 2 volte. E anche magari sull'occasione del rigore, perché non c'è stata una copertura adeguata magari. L'occasione del rigore ci siamo fatte trovare scoperte completamente, perché avevamo fuori sia la catena di destra che il centrocampo, e di conseguenza ci hanno bucate da quella parte, e il centrale difensivo si è trovato costretto ad andare a fare la chiusura dentro l'area. È stata brava la nostra avversaria, siamo stati un po' polli noi e abbiamo fatto il calcio di rigore, abbiamo preso il gol. Mi secca un pochettino, perché avevo chiesto alle ragazze oggi se riuscivamo a non prendere gol, io sarei stato molto contento. Tirando comunque le somme della partita, ti trovi con 7 marcatrici diverse. Questo è positivo, significa che cerchiamo comunque di giocare la palla e di mandare in porta più compagne, più giocatrici, significa che abbiamo più soluzioni, non siamo monotematici, e lo dobbiamo fare meglio, con più dedizione, perché sbagliamo i dettagli, e a questi livelli i dettagli cominciano a fare una grossa differenza, e secondo me però giocandoci sopra abbiamo la possibilità di crescere molto, perché c'è un'ottima disponibilità da parte delle ragazze. Allora Laura, un'apertura e un splendido gol per l'1-0, perché una punizione così da 25-30 metri calciata in quella maniera non è da tutte le domeniche. Sì, diciamo che la punizione era abbastanza centrale e l'ho presa di collo pieno, e è arrivata praticamente sotto la traversa, dove il portiere in pratica non è arrivato. Forse se fosse stato un po' più centrale ci sarebbe arrivato, però insomma dai, è andata bene, l'ho presa bene, quindi è andata bene così, insomma ho aperto le marcature e poi la partita è stata messa abbastanza in discesa. Erano 2 mesi che non si giocava, le tue sensazioni dopo questa lunga pausa? Diciamo che era bene partire col piede giusto, in modo che iniziassimo subito a mettere da parte qualche punto per l'inizio del campionato. Non era facile, perché comunque non sapevamo come sarebbe stata la nostra condizione, visto che comunque ci siamo allenate, però causa freddo, il campo non in ottime condizioni, non sapevamo effettivamente come ci saremmo arrivate in campo. Secondo me oggi dai, è stata una buona prestazione, soprattutto per i gol che sono arrivati copiosi, diciamo. E bene così. Anche da diversi interpreti. Sì, sono arrivate da 7 giocatrici diverse, quindi è stato bene, una cosa positiva, sia per il morale della squadra sia che per la classifica. Diciamo che lì in mezzo avevi un'ampia prateria per fare le tue giocate. Sì, sia io che Carlotta Modulo, che giocava con me a centrocampo, avevamo abbastanza spazio per sia lanciare che giocare nello stretto, quindi siamo riusciti anche a fare delle belle azioni, delle palle in profondità e delle belle azioni corali, diciamo. È andata bene. Domenica c'è il Venezia, adesso sicuramente, ovviamente dopo questa lunga pausa ci sarà un filotto di partite senza stop, si arriverà a giugno, sarà un campionato tutto d'un fiato. Sì, il Venezia è una squadra ostica, lo sappiamo tutti, l'abbiamo incontrata nelle ultime stagioni, una squadra molto aggressiva che lotta su tutti i palloni, quindi dovremmo essere brave ad essere anche noi aggressive domenica, già da subito, dai primi minuti. Sappiamo che davanti sono molto veloci e quindi dovremmo evitare alcuni errori che abbiamo fatto anche oggi in fase difensiva, soprattutto con i difensori centrali. Quindi mi aspetto di lavorare bene sta settimana e di prepararci bene, insomma, per domenica.